FAS, il rapporto sulla sorveglianza sanitaria scatta una fotografia della situazione della popolazione veneta esposta alle sostanze perfluoroalchiliche. Degli 84.852 cittadini che verranno coinvolti dalle analisi nei 21 comuni della zona rossa di massima esposizione, quella servita da acquedotti inquinati prima dell'applicazione dei filtri, sono state valutate a oggi 9.757 persone nate tra il 2002 e il 1978. A oggi non sono state rilevate differenze evidenti nelle concentrazioni di composti PFAS in base all'età, mentre le concentrazioni di PFOA sono circa il doppio nei maschi che nelle donne, con 68 contro 38 nanogrammi per millilitro di sangue. Secondo gli esperti della Regione Veneto, questa differenza è dovuta al fatto che le femmine, in età fertile, eliminano una certa quantità di sostanze attraverso il ciclo mestruale. Insomma, concentrazioni più alte negli uomini. Questo è il risultato più eclatante dall'inizio della sorveglianza. Gli studi ovviamente continuano nell'interesse innanzitutto dei cittadini che hanno diritto alla verità.